Si chiude il girone di andata del campionato di calcio a 5 femminile perché si recupera la partita tra Cagliari e Talcaverastate. Non è il Palacurtivecchi del Montemesola, ma quest'oggi è il campo neutro che chiuderà la prima parte del campionato. Per i rossoblù invece bisognerà aspettare la gara di venerdì sera per riallinearsi al campionato. Gentili amici, il più cordiale saluto da parte di Francesco Friuli che vi parla dal Palacurtivecchi di Montemesola. Chiaramente la formazione ionica in maglia rosso-blu, il Cagliari in maglia bianca per questa partita, perché lo Statte gioca fuori casa e come sapete la squadra fuori casa che non cambia la propria colorazione. Squadre in campo, vi leggiamo anche le formazioni che si stanno per affrontare sul terreno di gioco del Palacurtivecchi di Montemesola. Statte con Russo, Soldeviglia, Discaro, Violi, Cannella, Pedroso, De Marchi, Mansueto, Buti, Malinzalone, Schmidt e Adamatti. Risponde la formazione del Cagliari con Corrias, Vargiu, Dodero, Gasparini, Ribeiro e Marcon, Gedo Santos, ex di turno, Falconi, Marchese, Ferreira Mendez, Cuccu e Cocco. Questa è la formazione di Enrico Cocco, mentre invece Toni Marzella per le rossoblù. Squadre, come dicevamo, sul terreno di gioco, quasi tutto pronto per poter iniziare la partita. Statte che attaccherà dalla sinistra alla destra del nostro punto di informazione. Statte in maglia, lo ripetiamo, rosso-blu. Vediamo adesso i quintetti di partenza, ve li andiamo a dire con la possibilità di vedere Linzalone in porta per le Ioniche, che è la prima sorpresa della giornata. Quindi c'è Linzalone per lo Statte. Tra i pali non c'è Valentina Margarito, infatti il capitano è Marcella Violi. Poi abbiamo Soldevilla partiti. In questo momento è iniziata Cagliari, Italcavere a Statte. Ricordiamo quest'oggi il Palacurtivecchi è campo di casa per il Cagliari. Prova Renata subito ad andarsene via sulla zona centrale per Buti, ma lo scambio non riuscito. Ancora lo Statte che deve difendere. Linzalone, Soldevia, Renata, poi c'è Valeria per le rossoblù. A chiudere c'è Butima per chiudere il quintetto delle Ioniche. Andiamo adesso a vedere il quintetto della formazione di di casa, scusate, naturalmente sarà difficile dire ospite di casa quest'oggi visto quello che dicevamo in precedenza, con Gedo Santos che vediamo in campo, poi con la maglia numero 17 Marchese, con la maglia numero 17 dicevamo Marchese. Poi andiamo con la maglia numero, attenzione, Renata prova il tiro respinto, con la maglia numero 10 Marcon. Andiamo adesso a completare il quintetto della formazione cagliaritana con questo tentativo di contropiede da parte della numero 8 Gasparini. E poi la conclusione da parte del Cagliari è terminata fuori. Tra pochissimo vi daremo anche il portiere della formazione del Cagliari per completezza naturalmente di informazione. Se ne prova ad andare Buti, ma sull'out di destra, pallone fuori, se lo trascina fuori la giocatrice stattese. Ci sarà rimessa laterale in favore della formazione in maglia bianca. Gedo Santos, rinvio adesso dell'estremo difensore del Cagliari, ossia di Marchese, dato il rinvio, pallone che viene fatto girare da parte della formazione Marchese. Sta giocando la numero 17, scusate, ci siamo confusi. Renata prova ad andarsene, supera Gedo Santos, tentativo di passaggio verso il centro per Soldevia, porta libera ma lo Statte non riesce a concretizzare l'occasione. Soldevia, tiro deviato, deviazione in calcio d'angolo.
Calcio d'angolo che sta per essere battuto da parte della formazione rossoblu. Renata prova il tiro al volo, pallone fuori. Dos Santos prova a lanciare lungo per Marchese, il pallone qua, andare a chiudere Renata, attenzione perché poi il pallone resta lì, Soldevia deve andare a rinviare in qualche modo, rimessa laterale in favore del Cagliari, seppur ultimo in classifica. Ricordiamo che il Cagliari ha comunque bisogno di punti per risalire in classifica, non è una formazione da ultima in classifica, ma ha tante partite da dover recuperare. Giocherà 2 partite contro lo Stade e poi contro il Bisceglie, ecco perché la formazione cagliaritana ha scelto di disputare i match tutti in Puglia in rapida successione per poter lavorare, diciamo, con più serenità e anche per ammortizzare quelli che sono stati i vari problemi della formazione di isolana. Renata prova ad andarsene, Renata l'1 contro 1 contro Dos Santos, Soldevia, pallone per Valeria, sempre 0-0 il parziale quando sono passati 3 minuti di gioco al Curtivecchi. Valeria, Soldevia, Butima si accentra, prova la conclusione, la deviazione, il pallone che viene poi neutralizzato in 2 tempi da parte di Falconi. Rinvio effettuato, attenzione Valeria che viene superata, Soldevia chiude, partita aperta, Butima, scarico per Valeria che poi incisca col pallone, Butima, sfera che resta lì, Valeria, palo rete, ha segnato Valeria il gol del vantaggio al minuto 3:35, 1-0. Minuto 3:35, quindi lo Stade che va in vantaggio con il gol di Valeria, una buona occasione per Valeria dopo uno scambio al limite dell'area, è stata sfruttata al meglio, 1-0. Rimessa laterale per la formazione quindi 1-0 per lo Stade con Valeria per Soldevia che può gestire il pallone, Soldevia, traversa di Soldevia, poi il pallone che viene fatto ancora girare, la traversa di Soldevia, traversa quindi di Soldevia, pallone che finisce fuori. Messa del gioco in favore delle rossoblu. Nel frattempo la traversa, ripetiamo, 4 minuti e 5 secondi, la traversa di Ana Soldevia dalla distanza, traversa piena della giocatrice stattese. Dos Santos prende il pallone, ci sarà calcio d'angolo? Sì, infatti è così, deviazione in corner, dietro il pallone per il tentativo da parte di Vargiu, deviazione poi in calcio d'angolo da parte del portiere Roberta Linzalone. Soldevia, pallone perso, attenzione sanguinoso con il pallone perso, Marchese prova ad andarsene, la palla fuori, rimessa laterale in favore della formazione cagliaritana. Ricordiamo 1-0 Stade che ha colpito una traversa, ma Roberta Linzalone ha evitato il gol del pari proprio qualche istante fa. La parata di Roberta Linzalone sul tiro di Vargiu dalla distanza, deviazione in calcio d'angolo. Valeria Smith per Renata, ancora Renata, Valeria lungo il pallone, non ci arriva la numero 88 stattese, rimessa laterale in favore delle cagliaritane. Con
Fedipa che ha servito Gedo Santos, Marchese chiude Soldevia, rimessa laterale. Per le ragazze in maglia bianca. Tiro di Gedo Santos, pallone che scheggia il montante, quello esterno però, ma dopo una deviazione, quindi c'è calcio d'angolo, pronta per entrare Russo sul terreno di gioco. Ricordiamo il parziale dopo quasi 5 minuti, 4 e 48, 1-0. Si vive sul gol di Valeria Schmidt. Felipa, retropassaggio. Attenzione perché lo Stat è andato in pressione forte ed è riuscito a guadagnare la rimessa laterale in proprio favore. Rimessa che sta per essere battuta con il pallone che Valeria può tenere in gioco. Attenzione a Valeria, Valeria per Renata, buono il controllo di Renata, retropassaggio per Soldevia, Soldevia si accentra per provare la conclusione, deviazione, Valeria ancora il retropassaggio questa volta per Roberta Linzalone. Bella partita comunque a Curtivecchi, ritmo molto alto, non tante occasioni ma il ritmo alto, però sul terreno di gioco sbaglia qui Butima, il passaggio che diventa troppo corto per Renata, poi Marchese, pallone fuori, distratto lo Stat qui. Renata, Butima, Renata si accentra, può andare alla conclusione per Butima, pallone fuori, occasione sprecata per lo Stat qui. Dopo quasi 6 minuti di gioco l'occasione sprecata per le stattesi, con il pallone che Butima aveva ricevuto da Renata, troppo lungo però, non è riuscita a controllare la sfera, la giocatrice con la maglia numero 23, e la sfera è finita, l'M&M sul fondo. Soldevia è uscita, Valeria è entrata Russo per le stattesi. Pallone di Butima per Russo, che è terminata fuori, è arrivata con un passo più corto Russo. Soldevia, pallone dentro il campo, Soldevia, Russo tutto sul secondo palo, deviazione del portiere del Cagliari, grande intervento da parte sua, addirittura in spaccata, poi il pallone che viene messo fuori. Ripetiamo, bella partita, le squadre si stanno affrontando a viso aperto, ricordiamo che tra 72 ore le squadre allo stesso orario scenderanno in campo per la gara di ritorno, il recupero della gara di ritorno, che per lo Stato equivale a riallinearsi, come dicevamo, con le partite giocate, cosa che non è mai accaduta dalla prima giornata di campionato. Rimessa laterale in favore del Cagliari adesso, con Nicoletta Mansueto pronta ad entrare sul terreno di gioco. Felipa che mette il pallone per terra, può passare la sfera dietro per Marchese, giro palla da parte delle cagliaritane. Ricordiamo che sono sotto 1-0, ma le cagliaritane, che quest'oggi giocano in casa, stanno cercando di aumentare il ritmo. Fuori Butima, dentro Mansueto, rimessa laterale in favore dello Stat con Russo per Soldevia, apertura per Renata, controllo di Renata, pallone che viene fatto girare da parte delle rossoblù con Mansueto. Soldevilla, Renata, Mansueto controlla la sfera, può servire dietro, batte e ribatti, sfera che poi viene neutralizzata dall'estremo difensore. Attenzione perché c'è a terra una... e Mansueto è caduta per terra e si lamenta Mansueto per una botta ricevuta. Sembra che aver preso una botta nel basso ventre, quasi a non riuscire a respirare bene. Mi sembra che non riesca a respirare bene Mansueto, adesso si va a sincerarsi delle condizioni del dottor Adeo Stilio.
si resta in silenzio, ma nulla di grave, ecco, diciamo una botta che ha preso nella parte bassa dello stomaco, il cosiddetto fermo del respiro, possiamo definirlo in questo modo. Tutto ok per Mansueto, che esce sul terreno di gioco ed entra Butima per sostituirla. Tutto ok per Mansueto, che comunque torna in panchina, pronta tra pochissimo a poter ritornare sul terreno di gioco, quindi nulla di preoccupante, nulla di grave. Restituito il pallone da Renata, giustamente, le giocatrici del Cagliari, sempre 1-0 stat, 12:49 da giocare. Prova il controllo Butima per Renata, il pallone di ritorno non va tra le due, c'è intesa non precisa da affinare in questo inizio di partita. Rimessa battuta, ripresa del gioco effettuata, giro palla da parte del Cagliari, non riuscito con fluidità come visto nei primi minuti di gioco, merito anche della formazione statese che è cresciuta con Falconi che aveva rinviato il pallone. Rimessa battuta da parte della formazione del Cagliari, controlla il pallone Soldevia, Renata prova il controllo, riesce il passaggio per Russo, pallone dentro, male però, e allora Falconi può andare a rinviare il pallone senza problemi con Cuccu che si libera sulla sinistra, prova ad accentrarsi la numero 21 per ricevere il pallone, ma viene anticipata da Anna Soldevia che se ne va in velocità. Anna Soldevia, la chiusura all'ultimo tocco è proprio la sua, perché Falconi ha toccato il pallone proprio sui piedi della giocatrice con la maglia numero 8. Rinvio effettuato da parte del Cagliari, Stat che ha aumentato notevolmente la pressione, si è alzata notevolmente anche il baricentro della formazione rossoblu Ionica. Renata prova a passare, prova il tiro, respinto in due tempi e poi Falconi riesce a neutralizzare lungo il pallone per Argiu, tiro con Linzalone che in due tempi neutralizza la pericolosità del tiro. Renata, siamo già dall'altra parte, Renata quasi al limite, Renata prova il passaggio verso il centro, aveva lo spazio chiuso, ci aveva provato però la numero 99 a passare il pallone, deve lasciare andare Filippa evitando il fallo di Renata, calcio di punizione, e ha dato praticamente una continuità del fallo. Ritorna in campo Mansueto per Butima, esce Soldeviglia ed entra Violi che rappresenta il capitano di giornata della formazione statese. Calcio di punizione in favore del Cagliari con la numero 8 Gasparini che sta per battere il calcio di punizione con Gasparini che lo potrà andare a battere. Si attende il fischio del direttore di gara. Calcio di punizione che sta per essere battuto. Attenzione, pallone che dalle parti di Linzalone che ha deviato la sfera, rimessa laterale, battuta. Attenzione adesso a Russo che chiude tutto su il tentativo di avanzata da parte di Vargiu e c'è il calcio d'angolo che sta per essere battuto, pronto ad essere De Marchi, entrare sul terreno di gioco. 11:28 da giocare. Cuccu, tiro, deviazione, forse sì, è calcio d'angolo. La toccata Marcella Violi che si è subito, tra virgolette, accusata del problema, rimessa in gioco ancora per le stattesi, per le cagliaritane, le stattesi che devono difendere. E ora Marchese, retropassaggio per l'estremo difensore del Cagliari che va al rinvio dopo i primi minuti molto interessanti. La partita sembra un po' ristagnare. Viene a Gasparini, prova ad aprire, niente da fare. Rimessa in gioco da parte della formazione rossoblu. Renata prova ad aprire per Violi. Russo, Renata, pallone dentro per Violi, conclusione fuori però, dentro Brunigna con la maglia numero 10, fuori Felipa. Marchese lungo il pallone in una zona in cui troppo alto però, dove non può arrivarci nessuno, ed è sempre il punteggio di 1-0 stat. Russo, Violi, Russo, Mansueto, ancora Marchese, il tiro di Cuccu questa volta, pallone fuori.
Renata per Russo, Violi, Russo, Renata, controllo, scarico dalle parti di Violi con mi sembra che sia caduta male Marchese per terra. Vediamo se abbiamo visto bene. È caduta, credo che sia caduta male Marchese, con Vargiu che è sotto la nostra postazione con le mani sui fianchi. Vediamo che cosa è successo a Marchese, perché credo che abbia toccato in caduta male il gomito, mi è sembrato. Si rialza e esce Marchese, entra Gedo Santos. Rimessa del gioco e nuovamente con Renata che restituisce il pallone. Siamo quasi al decimo del primo tempo, 1-0. Vargiu sbaglia e il pallone che poi viene spazzato da Vargiu. Violi, rimessa laterale per Russo, pallone che Gedo Santos tocca con il rimessa laterale che Nicoletta Mansueto lascia a Matilde Russo. Violi, Renata, si defila, deviazione sul tiro e calcio d'angolo, pallone deviato da parte di Brunigna, ripresa del gioco col calcio d'angolo, Mansueto per Violi, Renata centralmente, Renata, tiro, deviazione credo, sì. L'abbiamo sentita, il tocco con la mano di Falconi, l'abbiamo proprio sentito, visto il silenzio purtroppo al Palacurtivecchi di Montemesola. Russo è libera di poter andare alla conclusione, di trovare il gol del raddoppio. Matilde Russo segna il 2-0 al 10:15 e c'è time out da parte della formazione del Cagliari e break per noi. Si ritorna in campo con la ripresa del gioco per il Cagliari che ha subito il gol del 2-0. È uscita Russo, è entrata De Marchi sul terreno di gioco, quindi 2-0, entra De Marchi per l'Italcave Realstat. Brunigna, retropassaggio, alla fine diventa facile con la deviazione stattese per l'estremo difensore con la maglia numero 12, ossia Falconi. Da quando è aumentata la pressione dello Stat, il Cagliari non riesce più a far girare la palla e le stattesi stanno guadagnando non solo metri ma stanno aumentando la pericolosità. Mansueto, tiro fuori, seppur non con azioni vere e proprie da segnare sul nostro taccuino, ma comunque con maggior tasso di presenza, di densità all'interno della metà campo cagliaritana. Gedo Santos chiusa dalla spalla regolare di Renata. Brunigna, tiro forse deviato, sì, un calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Gedo Santos.
dietro per Marchese, piattone altissimo, è stato all'indietro il corpo, ne è venuta fuori una traiettoria altissima. Roberta Linzalone per Renata, De Marchi, Violi, Renata, poi Mansueto non riesce a passare il pallone, Brunigna, Gedo Santos, lungo per tutti. Quasi 11 minuti passati, anzi 11-8 secondi a dire la verità. 2-0 Statte. Valeria e Russo, le autrici del gol dell'1 e del 2-0. Marchese, vicino se Gedo Santos, De Marchi, Violi, Renata, in velocità. Poi Renata arriva fino in fondo e perde il passo proprio alla fine. Il numero 99 non riesce ad arrivare alla conclusione. Violi, Brunigna controlla la sfera ma la mette fuori proprio il capitano dello Statte. Rimessa laterale per le cagliaritane, chiama lo schema Brunigna che deve mettere il pallone per terra, incomincia il conto, c'era libera di poter andare alla conclusione Brunigna, aveva spazio, era tutto regolare, l'arbitro ha incominciato a contare. Mansueto, Renata in solitario, la deviazione di Falconi in angolo, che sta per andare a battere Marcella Violi, che segna il pallone a Nicoletta Mansueto. Renata, Violi, Renata, Violi, lungo per tutti. E gli arbitri stanno evitando, non contenti comunque del tempo effettivo, delle perdite di tempo. Marchese controlla da sola e gol di Marchese, 2-1. Ha segnato Marchese il gol del 2-1. (12-4). 12-0-4 il gol di Marchese, tutta sola al limite dell'area di segnare il gol del 2-1, un contropiede perfetto da parte del Cagliari, difesa così e così quella stattese. Tiro adesso di Renata, pallone fuori. Aveva chiamato calcio d'angolo lo Statte, ma non è così. Calcio d'angolo che sta per battere Mansueto, 2-1. Violi era da sola, ma pallone troppo arretrato per lei rispetto al suo raggio d'azione in quel momento. La riaperta quindi il Cagliari subito. Marchese chiude Linzalone, pallone che resta in campo. Violi, Renata, stanno per entrare Soldevia e Butima. Renata ancora, Renata c'è dietro Mansueto, poi c'è Violi, tentativo di conclusione, la doppia deviazione, quell'ultima è quella di Marcella Violi. Ancora Cagliari, 2-1, bella partita comunque al Curtivecchi, con il Cagliari che l'ha riaperta con Marchese, Brunigna. Pronti i due cambi, attenzione con lo Statte che rialza molto la pressione. Cucco dietro il pallone per Marchese, lancio lungo per Brunigna, il controllo però è di spalle, attenzione perché lo Statte è rientrato così e così. Brunigna prova il dribbling e poi Linzalone riesce a neutralizzare la sfera senza particolari problemi. Mansueto sbaglia tutto con Brunigna e spazza Mansueto. Cuccu, time out che è stato chiamato dallo Statte Felipa, ed eccolo qui il time out della formazione stattese che c'è in questo momento. Poi ci saranno i cambi, ancora un break per noi e poi andremo per 6 minuti e 14 sempre a vivere il finale di primo tempo tra Cagliari e Talcavelà Statte, 2-1 il parziale.
Si ritorna in campo dunque sul terreno di gioco, 2-1 sempre per l'Italcave. Renata, 6:10 da disputare in questo primo tempo. Soldevia, Butima, Soldevia, Renata, l'errore Marchese, tiro fuori, pericolone con Marchese che per lo stat, Marchese ha rischiato di pareggiare la partita, ma il pallone è finito fuori. Soldevia, Butima, Soldevia, Renata, riesce il dribbling, Butima, Renata, si accentra, Renata, doppio scarico, Butima, pallone che poi danza pericolosamente vicino alla linea di porta, finisce in corner. Diciamo, si rifugia in corner, sta per tornare in campo Valeria Schmidt. Crediamo per De Marchi a questo punto perché l'ha cambiato tutto il quintetto. Marzella, le 4 giocatrici di movimento, 3 ne ha cambiate, una no, e De Marchi che è la maggiore iniziata a uscire. Soldevia, Butima, Soldevia, ma c'è Renata, Butima se la giusta, conclusione che viene presa da parte di Marchese. Controllo, non riesce a servire Vargiu e la sfera finisce fuori. Rimessa battuta, De Marchi, pronta Valeria Schmidt a entrare. Ecco qui il cambio. Renata, Valeria, Soldevia, Butima, Valeria, Butima, Soldevia, scusate, Renata, conclusione sul corpo di una giocatrice del Cagliari che era Brunigna. Soldevia, 4:45 ancora in questo primo tempo. Renata, ancora Renata, errore di Renata, Cucù chiude, Soldevia, pallone fuori, rimessa laterale per la formazione del Cagliari. Dentro Gasparini per Cucù, viene Gasparini, Felipa sbaglia, Renata, Renata al dribbling e il secondo non riesce. Viene Gasparini, Vargiu, chiude Soldevia in fallo laterale. Falcioni, rinvio per Marchese, controllo. Vargiu, Marchese, deviazione di Marchese, rimessa laterale. Brunigna dentro per Felipa, Valeria, Renata, ancora Valeria, prova ad andarsene con il pallone per Anna Soldevia, se ne va sulla fascia Soldevia, dietro il pallone per Valeria, il controllo dell'88, Renata, si accentra, scarico per Butima, Valeria ancora, Butima e poi Soldevia, Butima, Renata, Soldevia, va da Linzalone che va dal rinvio, basso per Schmidt, non la può passare più al portiere, lo state Soldevia, c'è Butima libera, la controlla Butima, ha spazio per potersene andare, anche per controllare il pallone, chiusa però Soldevia, Renata, Renata ancora, Renata si accentra, prova la conclusione, deviazione del portiere in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto, 2:51 da dover giocare. Soldevia, pallone dentro Marchese, prova ad andarsene in controllo da Marchese, attenzione perché ce ne sono 3 contro 2, Marchese per il Cagliari e poi Vargiu spreca il possibile pallone dentro per Brunigna che era tutta sola per poter eventualmente calciare il pallone del pari 2. Valeria,
ripetiamo, potenziali occasioni sì, ma grandi occasioni no. Renata per Butima, controllo di Soldevia, scarico dietro per Valeria. Soldevia, Valeria, Soldevia, Renata, dentro per Butima, la chiusura di Falconi buona con i piedi che permette al Cagliari di salvarsi, 2-0-6 da giocare e di poter difendersi con questa rimessa laterale in favore della formazione dello Stat Soldevia. Renata, la chiusura in fallo laterale, sempre attento il Cagliari in questo momento. Renata, ancora, se ne va, conclusione, deviazione, palo di Renata e qui lo Stat è stato sfortunato nell'occasione. Il palo dello Stat, il secondo legno dello Stat, il palo dello Stat Marchese, protesta, l'arbitro che la va a riprendere, rimessa laterale in favore della formazione dello Stat. Quindi il palo colpito a 2 minuti dalla fine dallo Stat con Renata sulla destra, il tiro deviato, pallone che ha toccato la parte interna anche del palo prima di finire fuori dallo specchio della porta. Renata, ultima deviazione da parte di Jadon Santos, rimessa laterale. E stiamo avvicinandoci all'ultimo minuto pieno, al countdown dell'ultimo minuto. Un solo fallo di marca cagliaritana, poi una partita sostanzialmente corretta al Curtivecchi. Renata ancora, Renata, il pallonetto, Jadon Santos salva tutto. Salvataggio di Jadon Santos sulla linea. Renata, Valeria, e non si tira però in porta. Non si tira in porta, quindi non si trova il gol. Quindi al palo di Renata va aggiunto un salvataggio sulla linea di Jadon Santos sul tiro di Renata. 52 secondi da giocare adesso. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Ripetiamo il parziale: 2-1, partita aperta al Curtivecchi. Falconi, lancio lungo, Marchese, lunga di testa, non riesce a toccarla. Allora Linzalone potrà andare a rimettere in gioco il pallone per Soldevia, sbaglia il controllo. Molti errori stattesi questa sera. Renata, Butima, conclusione, deviazione in corner. 32 secondi da giocare, 2 centesimi ancora in questo primo tempo, con Falconi che può andare a dare il pallone a Valeria Smith per battere il calcio d'angolo. Pronta Valeria Smith, Butima, Renata, Soldevia, Linzalone, Soldevia, la chiusura di Filippa, il tiro, palo di Filippa, palo di Filippa, e anche il Cagliari deve recriminare per un palo. A 13 secondi dalla fine il palo colpito da Filippa, che rischiava di pareggiare. Si è arrabbiato molto Marcella nell'occasione e si va negli spogliatoi, così si va con lo Stat avanti 2-1, ma non è piaciuta a Marcella sicuramente la prima frazione di gioco, così come allo Stat che comunque è avanti 2-1. A tra poco per i secondi 20 minuti effettivi. Ripresa la partita tra Italcagliari Stat e
Cagliari, col Cagliari sotto 2-1, Cagliari che gioca in casa. Ricordiamo ancora una volta, questa è la terza giornata di andata e recupero che chiude il girone di andata per la Serie A di futsal femminile. Soldevia, Valeria, Renata, dentro il pallone per Butima, pallone fuori però. Gelo Santos, Marchese, si lamenta Valeria, Soldevia, Butima, Renata, Soldevia, Valeria, Soldevia, Renata, prova ad andarsene Renata, attenzione poi al controllo di Renata, Renata per Butima, Renata, tiro e poi Falconi mette in corner. Va Soldevia a poter battere questo tiro dal corner dopo 1 minuto e 1 secondo passati. 2-1, lo ricordiamo ancora il punteggio. Renata, Valeria, Soldevia, Renata, Butima, Soldevia, Valeria, Soldevia, Renata, si avvicina Renata al limite dell'area, Butima, deviazione in corner. Sembra con un piglio diverso lo Stat, che deve prestare maggiore attenzione, questo le ha chiesto Marcella sul finale di primo tempo e credo che l'abbia ripetuto anche in maniera un po' più dura dell'intervallo. Butima, tiro, deviazione ancora, angolo, terzo angolo consecutivo per lo Stat con Soldevia che lo va a battere. Butima, Soldevia, chiude tutto, c'è Dos Santos, Soldevia, Renata, Valeria, Renata, controllo di Renata, la chiusura poi su Valeria, Soldevia, tiro, deviazione di Dos Santos, angolo, quasi 2 minuti di gioco ed è sempre 2-1 Stat. Soldevia, Renata prova la conclusione, pallone che si abbassa non di molto alto sopra la traversa, pallone di Renata. Falconi quadra il rinvio dopo 2 minuti di gioco. Alza la pressione tantissimo lo Stat. Gedo Santos praticamente al limite dell'area, Valeria sul volto, Gedo Santos ancora ha 2 possibilità, spazzare il pallone e lo fa o metterlo in fallo laterale subito. Ho tentato di spazzare e ci è riuscito. Soldevia, Renata, ottima pressione dello Stat qui. Poi Renata è involontario naturalmente il tocco con la mano, perché nel cadere ha preso la mano il pallone, ma assolutamente non da sanzionare con un giallo, perché era in caduta la 99 e si appoggia da terra per non perdere ulteriormente l'equilibrio. Gedo Santos, apertura per Vargiu, chiusura da parte di Soldevia che poi guadagna sulla rimessa laterale, il tocco di Marchese, rimessa laterale. Una partita strana quella che stiamo vedendo a Montemesola fino a questo momento, con lo Stat che ha sicuramente avuto le occasioni più importanti, ma che il Cagliari sul finale di primo tempo ha avuto un paio di palloni interessanti per poter addirittura impattare. Invio di Falconi che forse poteva addirittura parare questa volta, laterale la rimessa. Soldevia, Butima, Valeria, Renata, pallone lungo per una zona in cui non c'era né Valeria né Butima. Soldevia, Marchese chiude,
prova a ripartire, c'è Renata su di lei, Marchese passa la prima, Marchese passa la seconda, attenzione perché si poteva creare una situazione di 3 contro 2, ma la chiusura di Soldevia è precisa, attenzione perché cade poi Soldevia per terra, sfera che è terminata fuori con il rientro da parte adesso di Filippa sul terreno di gioco. Filippa Ferreira Mendes che torna in campo. Soldevia, rimessa dal fondo, dopo 3 minuti e 40 secondi. Attenzione perché il pallone è finito fuori, ma non torna sul terreno di gioco, torna adesso. Valeria, rimessa laterale, Renata, tiro di Renata, deviazione, gol, e questa volta entra il gol di Renata, e 3-1 al 3:50 il gol di Renata. Dunque il gol di Renata al 3:50, ora Butima la conclusione parata, 3:50 Renata, tiro deviazione da parte del portiere ma si è insaccata nell'angolino basso alla destra dell'estremo difensore. Renata prova ad entrare adesso in aria ma non ci riesce. Fallo, calcio di punizione, un fallo a testa. E c'è calcio di punizione in favore del Cagliari. Dos Santos, Filippa, Butima, Renata, Valeria nella zona in cui non c'era nessuno, però a quel punto si poteva provare anche la conclusione in porta, era all'interno quasi dell'area di rigore. L'invio effettuato, ma pallone direttamente fuori. Cuccu pronto a tornare sul terreno di gioco. Soldevia, Butima, Soldevia, Renata, ancora, Renata, Butima, Renata, Soldevia, Butima, Soldevia, Renata, può girare l'ostacolo, ci riesce il primo, non il secondo. Butima, Soldevia, scusate, Soldevia si accetta, Soldevia poi dalla conclusione, pallone fuori. Si è messo in proprio Soldevia per provare la conclusione. Butima, apertura per Renata, spreca tutto. Cuccu, chiude Butima, prova a recuperare Smith, non ci riesce, forse era buona anche la palla. 5 minuti 30 secondi, 3-1, lo state che allunga il vantaggio sul Cagliari. Marchese, Filippa Ferreira Mendes, se Valeria su di lei, non deve continuare il fallo altrimenti a spingere, altrimenti è fallo. Soldevia, pallone fuori. Cuccu, Renata, Valeria, Soldevia, prova la conclusione, pallone fuori. Ultima, Linzalone, Soldevia, Valeria, 3-1 il punteggio. State che attacca per lo State che attacca. Butima, Valeria, dietro per Soldevia. Butima riesce a tenere il possesso della sfera con qualche difficoltà.
Soldevia non filtra il pallone. Soldevia, chiusura della numero 8, rimessa laterale. Chiude qui Rinzalone per il pallone che evita Cuccu, che non riesce a toccare il pallone. Cuccu quindi evita guai peggiori. Rinzalone dentro, Mansueto per Renata, dentro Violi per Butima. Queste le due sostituzioni. Sta entrando anche Russo tra poco e dovrebbe uscire una tra Soldevia e Valeria. Più Soldevia che Valeria. Mansueto, Violi, Soldevia, Valeria, Mansueto, Soldevia, Violi, Valeria, Violi, Valeria, Soldevia, Mansueto, Soldevia, Violi, Mansueto, Violi, Soldevia, Valeria, Mansueto, pallone dentro, niente da fare. Dentro Russo, fuori Valeria, vi ha cambiato Marcella il cambio, modificato il cambio da parte di Marcella. Resta dentro Soldevia, ha rischiato tantissimo qui Falconi nel frattempo, perché è arrivata sul 3 abbondante, quasi a 4. Chiude qui Russo, si era sistemata ancora al meglio la difesa stattese, che ora si sistema meglio su questa rimessa laterale in favore del Cagliari, dopo che sono passati 8 minuti 3 secondi nel corso della ripresa. 3-1, Valeria, Russo e Schmidt, intervallato sul 2-0 il gol che di Marchese per quanto riguarda il Cagliari. Falconi, Mansueto, tocco col fianco, anche forse col braccio, per attaccatissimo al corpo. Dentro Vargiu, fuori Brunigna, entra e può toccare il pallone, pronta anche Gelo Santos. Violi, Russo, Mansueto, pallone di ritorno per Russo che non va a buon fine. Allora Vargiu può cercare, ma Mansueto torna a cercare di servire Brunigna, ma non ci riesce. Fallo, calcio di punizione. Era Filippa, scusate, e non Brunigna. Subisce il fallo, attenzione perché questo è il fallo numero 1 da parte del Cagliari dopo i due stattesi. Violi e Mansueto che qui tocca il pallone. Marchese e Gedo Santos dentro per Cucco e Filippa. Soldevia, conclusione, guardate di Falconi che va a rinvio su Marchese, prova a innescare la quarta Marchese, ci riesce ma la chiude Russo. Soldevia è da sola, scarico per Russo corto, Russo recupera il pallone, prova la conclusione, deviazione, fa il massimo possibile in quella situazione, di più non poteva. Mansueto, Violi, Soldevia, Violi, Russo, Violi, dentro per Soldevia. Mansueto, e poi Mansueto perde il pallone. Marchese, il tiro su Soldevia. Mansueto deve ripartire e riparte. Violi, si arrabbia un po' Mansueto. Russo, Violi, Soldevia, Russo, stoppa il pallone e lo fa girare per Violi. Vediamo Violi capitano, non c'è Margarito, non c'è Linzalone in porta. Soldevia, Mansueto, Russo, Soldevia, Violi, Soldevia,
Russo, Violi, pallone deviato, Violi, pallone fuori, rimessa laterale in favore del Cagliari che non demorde. Vargiu, siamo al 10:30 nel corso della seconda frazione di gioco, 3-1, un Cagliari che non demorde, Statte che comunque tiene un doppio vantaggio. Avevamo detto il Cagliari una classifica bugiarda, quella delle cagliaritane, inficiata soprattutto dai tanti recuperi. Sicuramente dovrà cercare anche di conquistare punti nei recuperi, ma l'aveva detto Marcella alla vigilia: se guardiamo la classifica facciamo il più nostro grande errore, perché il Cagliari, come dicevamo, ha tante partite da recuperare, ha già guadagnato un punto nell'ultimo turno, nel recupero di domenica, quindi attenzione, perché ha 3 gare adesso, una dietro l'altra in Puglia, e vuole cercare di tornare a casa con qualche punto, e ci ha provato e ci sta continuando a provare al Curtivecchi, almeno in questa partita che per loro rappresenta una gara di andata e quindi significa gara in casa, ma ci riproverà sicuramente venerdì sera. Vi ripetiamo l'appuntamento: venerdì alle 20:30 la partita tra Cagliari Tal Cagliari. Russo per Mansueto, Soldevia, si accentra, scarica dentro e poi arriva Mansueto, pallone fuori. Ottima la palla, ottima la palla di Soldevia per Mansueto, pallone fuori di poco a metà frazione numero 2. Ora c'è fallo, c'è calcio di punizione, c'è 3 falli lo Statte. Renata prova ad andarsene, Renata per Mansueto, prova il passaggio nuovamente verso il centro, non ci riesce, Renata prova a riconquistare il pallone, lo tocca Russo. A terra la giocatrice del Cagliari, che ha subito un tocco ma involontario, perché Renata è andata a toccare il pallone. Vargio, infatti Renata stessa ha toccato la sfera e poi è andata subito a parlare con la panchina del Cagliari, ha detto mettiamo fuori il pallone, sì, perché l'ho toccata la giocatrice, però ho preso prima il pallone. Rimessa in gioco per le cagliaritane, che restituiranno il pallone con il capitano Cucco adesso. Ed ecco il pallone restituito a Roberta Rinzalone, che lo neutralizza. Violi, Russo, Violi, in caduta riesce a tirare, parata centrale di Falconi. 7:40 da giocare in questa seconda frazione di gioco, punteggio 3-1, rimessa state con Renata, pochissime azioni, ancora meno rispetto al primo tempo in questa seconda parte di partita, e siamo nell'ultimo quarto di gara, possiamo definirlo tranquillamente. Violi, Mansueto, Violi, time out richiesto dal Cagliari e c'è time out Cagliari a 7:13 dalla fine della partita. Break per noi, tra poco torneremo. Lo Stati avrà un time out a disposizione, vediamo che succede.
Si ritorna sul terreno di gioco dopo il time out chiesto dal Cagliari. 7-13, 3 falli sul groppone dello Stat, uno su quello del Cagliari. Pronta Sara Butima a tornare sul terreno di gioco per lo Stat. Cagliari che prova ad attaccare adesso. Milena, poi Mansueto, Russo, Renata, prova ad andarsene Renata, Mansueto prende il pallone, dietro per Renata, Violi, deviazione di Falconi, Violi scusate, dietro per Renata, Russo c'è dietro da sola, ultima, Renata, fa tutto in proprio, tiro, traversa, gol di Renata, gol del 4-1, ha segnato Renata. e 24 il gol di Renata del 4-1. José Dos Santos diventa portiere di movimento. Quindi doppietta di Renata, 4-1. Attenzione con José Dos Santos, dicevamo portiere di movimento sul finale di partita perché mancano 6-18. Prova ad accorciare le distanze. Dopo i 3 gol sotto ci prova. Adesso la formazione cagliaritana. José Dos Santos, Milena, Gasparini, Noiara. Il pallone che va dalla parte di Cucur. Pallone è fuori. Russo. Chiaramente il portiere è intervallato dei cambi, quindi non è fisso Dos Santos, portiere di movimento. In questo caso Russo, Butima, Violi, servita da Renata, ancora Renata, Butima, tiro, Falconi, va al rinvio, Marchese, non c'è il cambio del portiere, fallo di Violi, calcio di punizione, attenzione perché questo è il quarto fallo Stat. Quarto fallo per lo Stat, mancano 5-25, manca tanto. Quindi attenzione perché è una situazione che non è completamente chiusa per Curtivecchi, visto che i 3 gol sono di svantaggio da parte del Cagliari, ma attenzione perché la squadra sarda ha anche il vantaggio di poter contare su uno Stat che può giocarsi solo 2 falli, uno per entrare in bonus e uno per arrivare poi al tiro libero. Dos Santos, retropassaggio per Milena Gasparini, Marchese, Milena, ancora la numero 8 per Cuccu, ma siamo lontani dalla porta, molto lontani dalla porta. Adesso avanza Milena Gasparini, Dos Santos, Marchese, ancora Gasparini che sente quello che viene detto dalla panchina, rimane proprio vicino alla panchina. Cuccu, José Dos Santos, Gasparini, pallone che viene fatto girare, non lo toccano le stattesi, rimessa a Stat con Russo, fuori Dos Santos dentro Falconi. Stat che non prova l'effetto sorpresa, gioca col cronometro e fa bene, visto i 3 gol di vantaggio, visto che, attenzione perché le energie vanno comunque conservate, perché se tra 72 ore si torna in campo 20:30 di venerdì e Italcagliari a Stat Cagliari, il recupero della partita di ritorno, però della terza di ritorno. Violi, Renata prova il dribbling e non riesce, Violi, Russo, ancora dietro per Violi, apertura per Renata, pallone per Butima che non la tocca per ultima. Renata, 3 minuti e 50 da giocare, Violi, Russo, aspetta che fa girare il pallone con Butima per Russo,
Prova il tiro Russo, deviazione di Marchese, Renata, attacco, pallone che viene toccato per ultimo dalla 99. Ritorna in campo Dos Santos, fuori Falconi, anzi no, decide di aspettare giustamente il tecnico del Cagliari, perché il cambio si può effettuare soltanto quando c'è una situazione di tranquillità, che non accade. Violi fa fallo ed è il quinto. E 3-28, lo Stat adesso deve stare attento, come dicevamo, è entrata in bonus, dal prossimo fallo si va a tiro libero del Cagliari e attenzione perché adesso naturalmente il Cagliari può contare addirittura su un solo fallo effettuato, quindi a 4. Milena Gasparini, Dos Santos, vediamo come lo fa girare questo pallone il Cagliari, importante, forse il pallone più importante della partita fino ad ora, dopo aver accorciato le distanze. Violi, pallone fuori. Milena Gasparini, Cuccu, poi Milena Gasparini, attenzione perché lo State si alza la pressione, mette in difficoltà il Cagliari, bisogna effettuare il cambio, lo fa Russo e sbaglia, si arrabbia Russo con l'arbitro ed è controfallo. Ed è controfallo, quindi si deve continuare a giocare. C'è Dos Santos. Cuccu. Dos Santos! Pallone fuori! Pensavamo fosse entrato in porta. Pallone fortissimo. Tiro di Dos Santos. Pallone di poco fuori. A 2,5 dalla fine della partita, quindi la andiamo a ripetere l'azione a 2,5 dalla fine. Tiro fortissimo di Dos Santos, pallone che ha praticamente fatto la barba all'incrocio dei pali alla sinistra di Linzalone, che si è lanciato, non ha toccato il pallone, ma è stato un gran bel tiro quello di Dos Santos. Attenzione perché la partita non è finita, lo ripetiamo, nonostante il vantaggio di 4-1, ma lo Stati è arrivato al bonus dei 5 falli. Dos Santos, Milena Gasparini, Cuccu, Gasparini, Cuccu, ancora Cuccu, attenzione perché sta facendo girare bene il pallone la formazione del Cagliari, che spreca qui, pallone sul secondo palo ma sprecato. Russo, servita da Linzalone, Violi, Renata, Falconi in porta. Renata per il tiro deviato in calcio d'angolo, State che guadagna tempo, guadagna metri, 1,43, adesso gioca anche col cronometro la formazione statese che si avvicina al traguardo dei 3 punti. Butima, dovrebbe servire Russo dietro, infatti lo fa, dietro ancora per Violi, ancora per Renata, giustamente lo State non vuole accelerare, Renata prova la conclusione, Falconi para, 1,27 da giocare, Falconi va al rinvio, rischia tantissimo anche di arrivare ai 4 secondi e poi non può tornare Dos Santos in campo, pallone troppo lungo per Cuccu. Russo, servita da Violi, Russo, Violi, Russo, Renata, ancora Renata sul corpo di Falconi, pallone fuori, rimessa laterale, non ce la fa il portiere a rialzarsi subito. 59 secondi e 7 centesimi, 4-1 il punteggio, ultimo minuto di gioco, 59 e 7 centesimi da giocare con la rimessa in gioco che Renata sta per andare a battere. Violi rischia tantissimo sul tiro, poi neutralizzato da Linzalone, tiro di Brunigna. Renata, a questo punto Dos Santos non vediamo più con la maglia del portiere di movimento vicina, diciamo, a un ingresso in campo. Brunigna prova ad andarsene, la chiusura di Renata, regolare Brunigna e qui lo State morbido, Brunigna, pallone sul palo, l'ha sprecata
con la numero 18 Ferreira Mendez. Quindi un gol sbagliato, possiamo dirlo, da parte del Cagliari in questo caso. 11 secondi e un centesimo. Calcio d'angolo, rimessa laterale per lo Stati, un angolo corto praticamente. Butima se la giusta, prova il tiro, pallone fuori. Ripetiamo l'ultima occasione a 7 secondi dalla fine, a 30 secondi dalla fine ha avuto il Cagliari con l'incredibile Filippa Ferreira Mendez, servita da Brunigna tutta sola, aveva superato l'Inzalone ma ha colpito il palo. Rinvio da parte del portiere del Cagliari e la sfida finisce fuori. 3 secondi, 8 centesimi, rimessa da parte del Cagliari che concluderà con questo pallone scodellato in avanti. Lo State deve difendere questo pallone lungo. Roberta Linzalone lo fa, un rinvio per Butima e finisce qui. Lo State batte per 4-1 il Cagliari per effetto delle reti realizzate nel corso del primo tempo da parte di Valeria, poi raddoppio di Russo. Marchese aveva accorciato le distanze della ripresa, doppietta di Renata. Si torna in campo venerdì 20:30 per la gara valevole come terza giornata di ritorno. E il più cordiale saluto da parte di Francesco Friuli, appuntamento quindi a venerdì prossimo.